I carabinieri stanno cercando la 17enne straniera che la notte di Halloween sarebbe stata violentata in un bar nella zona di Rialto a Venezia. A raccontare il fatto una ventenne veneziana che avrebbe raccolto il pianto disperato della vittima, ma soprattutto il suo racconto, motivo per cui poi la soccorritrice si è recata dai carabinieri a raccontare quanto era accaduto e ora sono alla ricerca della giovane che sarebbe stata aggredita. La ventenne veneziana che l'ha soccorsa ha riferito che la ragazzina è arrivata in laguna scortata dalla cugina, più grande di lei di qualche anno, e quando quella notte le si è avvicinata, sembrerebbe anche alterata dall'alcol, aveva le ginocchia sanguinanti, il viso rigato dalle lacrime e tra i singhiozzi spiegava di essere stata stuprata da un ragazzo più grande, conosciuto in un bar di Campobella Vienna, che le aveva detto di essere un militare in città per le celebrazioni del 4 novembre. I due avrebbero trascorso qualche momento insieme, forse bevendo un po' troppo, ha raccontato ancora la ventenne veneziana, e quando la 17enne a un certo punto è andata in bagno, lui l'avrebbe seguita e dietro la porta della toilette aggredita. A nulla sarebbero serviti i rifiuti della ragazza, lui le avrebbe strappato gli slip e dopo averla violentata lasciata lì. Dalle domande che la soccorritrice veneziana ha rivolto poi ai ragazzi presenti dopo aver ascoltato la 17enne, sarebbe emersa anche una chat in cui qualcuno si vantava della violenza, elementi su cui i carabinieri stanno cercando di far luce, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.